Sindaco, anche oggi avete rinnovato questo grido di pace importantissimo dal Sacrario di Cimagrappa. Dal Sacrario di Cimagrappa non può che partire un grido di pace e soprattutto di Europa unita. Qui si sono scontrati, ma oggi si ritrovano ogni anno persone di diverse nazionalità che condividono però un solo obiettivo, quello di non dimenticare, di onorare quelli che hanno dato la vita perché noi oggi fossimo qui e soprattutto per fare in modo che la pace possa essere un valore non solo che tutti bramiamo, ma che possa essere davvero una realtà che tutti possano vivere in ogni angolo del mondo. Ha ricordato anche importanti anniversari che verranno celebrati prossimamente, insomma il suo comune è sempre in prima linea quando bisogna ricordare. Sì, non possiamo dimenticare quella che è la nostra storia. La storia è la migliore maestra di vita e pertanto da quella dobbiamo imparare. Adesso a settembre ci sarà l'80° del rastrellamento che vede purtroppo anche il Grappa nuovamente protagonista di grandi tragedie. Abbiamo il 50° della costruzione del monumento al partigiano, quindi onoreremo questi anniversari nel modo migliore con un'importante cerimonia.